Buongiorno a tutti, magari ci accomodiamo così partiamo con questa importante conferenza stampa e ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio naturalmente gli organizzatori di questo importante festival, ringrazio gli amministratori presenti, in particolare il vice sindaco di Vigonovo, buongiorno, benvenuta, l'assessore di Musile di Piave, benvenuto, e l'assessore di Saccolongo, benvenuto anche a te. C'è una formula nella storia della musica veneziana che sembra parlare molto bene anche al festival che presentiamo oggi. Il cimento dell'armonia e dell'invenzione è il titolo della raccolta pubblicata nel 1725 da Vivaldi, il grande compositore veneziano, nella quale sono comprese anche le 4 stagioni. Armonia e invenzione, per l'appunto, 2 parole che possono aiutarci a leggere il significato più profondo del Festival internazionale di musica del Veneto 2026. Armonia perché questo progetto mette in relazione territori diversi, amministrazioni comunali, istituzioni musicali, artisti, giovani talenti e comunità locali. Invenzione perché non si limita a riproporre un modello tradizionale di rassegna, ma costruisce un palcoscenico diffuso, capace di portare la musica nei teatri, nelle chiese, nelle ville, nelle piazze, nei parchi, nei borghi e nei luoghi identitari del Veneto. E quindi con piacere che ospitiamo qui in Consiglio regionale del Veneto la presentazione del Festival internazionale di musica del Veneto 2026, promosso con il patrocinio per l'appunto del Consiglio regionale del Veneto e con il contributo del Conservatorio di Musica Agostino Steffani. Stefani o Stefani? Stefani? Stefani. Perché poi c'è anche Stefani, che sappiamo chi è, di Castelfranco Veneto, che cura in modo particolare le attività di formazione e i percorsi educational rivolti ai giovani musicisti e al pubblico. Desidero rivolgere un saluto e un ringraziamento al maestro Alberto De Piero, ideatore e direttore artistico del festival fin dalla sua nascita, e all'Associazione Musica e Cultura, che ha saputo costruire nel tempo un progetto ormai riconoscibile, solido e sempre più radicato nel panorama culturale veneto. Il maestro De Piero è un violoncellista, uomo di teatro, esperto di management dello spettacolo dal vivo. Ha collaborato con istituzioni musicali prestigiose come la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Treviso e il Teatro Sociale di Rovigo, e ha maturato una lunga esperienza anche nel sistema dell'alta formazione musicale. La sua competenza artistica, organizzativa e formativa è uno degli elementi che hanno consentito al Festival di crescere e di consolidarsi nel tempo. La rassegna giunge nel 2026 alla 4ª edizione, è un dato importante perché racconta una continuità. Non siamo davanti quindi a un'iniziativa episodica, ma a un percorso che ha saputo crescere per qualità, prestigio, partecipazione e capacità di coinvolgere i territori, appunto per veneti. Il festival nasce come una missione precisa: costruire una rete integrata di collaborazione artistica tra le amministrazioni locali del Veneto, una scelta ispirata anche alla politica culturale dei Länder tedeschi, dove la cultura non viene concentrata in pochi poli ma distribuita in modo intelligente, mettendo in relazione istituzioni, territori, competenze e comunità. Il cartellone si sviluppa da maggio a dicembre e propone un'offerta ampia e trasversale. Si va dalla musica sinfonica alla musica da camera, dalla lirica al jazz, dal pop d'autore alla musica etnica, dalla musica sacra alla musica da film, con artisti e comunque ensemble orchestrali di fama nazionale e internazionale accanto ai giovani talenti di comprovato valore. La presenza appunto del Conservatorio Agostino Steffani è un altro elemento qualificante. Significa legare la programmazione artistica alla formazione, alla crescita dei giovani musicisti, all'educazione, all'ascolto e alla costruzione e costituzione di un nuovo pubblico. Va sottolineata anche la media partnership di Radio Rai e Rai Veneto, che testimonia la rilevanza raggiunta dalla manifestazione e l'attenzione che il Festival ha saputo conquistare nel panorama culturale regionale e nazionale.
Il Veneto ha due grandi fondazioni lirico-sinfoniche, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona, che rappresentano eccellenze assolute. Il Festival Internazionale di Musica del Veneto si inserisce in questo contesto non in sovrapposizione, ma in integrazione con una funzione specifica: portare musica di qualità in modo diffuso, costruendo ponti tra i grandi riferimenti culturali del territorio. La chiusura prevista il 21 dicembre al Teatro La Fenice di Venezia ha un valore sicuramente simbolico, un percorso che attraversa il Veneto e approda in uno dei luoghi più prestigiosi della musica italiana e internazionale. Desidero quindi ringraziare il maestro Alberto De Piero, il Conservatorio già citato, l'Associazione Musica e Cultura, le amministrazioni comunali coinvolte, gli artisti, gli sponsor e tutti coloro che rendono possibile questa quarta edizione. Come Consiglio regionale del Veneto siamo convinti che iniziative come queste meritano attenzione perché interpretano una visione moderna della cultura, una cultura che fa rete, che valorizza le identità locali, che promuove il territorio e che contribuisce alla crescita civile delle nostre comunità. La musica ha una forza particolare, unisce senza semplificare, mette in dialogo senza cancellare le differenze, crea ascolto. In un tempo in cui il dialogo è spesso fragile, sostenere un festival come questo significa investire in cultura ma anche in comunità. Per questo il Festival Internazionale di Musica del Veneto 2026 è molto più di una rassegna musicale, è un progetto culturale, educativo, sociale e territoriale. È un modo concreto per raccontare il Veneto come terra di bellezza, qualità artistica, collaborazione istituzionale e apertura internazionale. Non mi resta ovviamente che ringraziarvi e augurare a tutti un buon festival. Buon annato. A questo punto direi di chiamare qui a fianco a me il maestro Alberto De Piero. Prego. A cui lascio ovviamente la parola, io mi accomodo in prima linea. Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Ringrazio il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco per questa introduzione a questa quarta edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto. Diciamo, a me spetta come direttore artistico un po' l'esposizione del programma di quest'anno, direi, senza dovermi poi ripetere alle cose già anticipate dal vicepresidente. Però una cosa, prima di passare alla programmazione, ci tengo a dirla, che anzi un paio di cose che secondo me sono molto evidenti, cioè noi abbiamo individuato nel 2023, ricordo sempre su richiesta dell'ex presidente Roberto Ciambetti del Consiglio regionale, quando a seguito di quel grande evento nazionale del 2022 che noi creiamo al Teatro La Fenice con l'Orchestra di Stato, la National Symphony Orchestra ucraina, e dopo quel grosso evento nazionale ci fu l'esigenza e l'idea di realizzare qualcosa per il Veneto. E come già detto dal vicepresidente Rucco, mi ispirai all'attuale abitudine, no? La tradizione che hanno i Länder tedeschi, questi stati federali che per abitudine e tradizioni circuitano tutto a tutti i livelli. E quindi ci sembrava intelligente partire da questo concetto per realizzare un progetto regionale. Quindi il Festival Internazionale di Musica del Veneto nasce proprio con la prima finalità, che è quella di creare una rete integrata tra le amministrazioni comunali. E approfitto per ricordare che in 3 edizioni, con questa è la quarta, siamo arrivati già quasi a 70 amministrazioni comunali che aderiscono in modo proficuo, ma tante saranno ancora da conquistare nei prossimi anni. La seconda però finalità, e quella che una delle cose che ci tenevo a dire, era anche che il progetto ha l'obiettivo di riscoprire il patrimonio sia ambientale che culturale dal punto di vista paesaggistico, e devo dire che la Regione Veneto
è terra veramente molto ricca di patrimonio ambientale e culturale. Noi in questi 3 anni abbiamo inaugurato piazze, abbiamo aperto ville venete, abbiamo scoperto organi storici, abbiamo riscoperto luoghi come chiese antiche che nessuno sapeva esistessero, e quindi credo che questo sia un contributo non solo da un punto di vista culturale verso l'indirizzo, diciamo, che è quello prettamente musicale, quanto proprio al termine culturale in senso lato a 360 gradi. Anche quest'anno i concerti che saranno ospitati nei vari territori e di cui adesso ringrazierò i sindaci e le amministrazioni, sono proprio ospitati in luoghi tradizionalmente di grande prestigio, e questo devo dire che è anche un elemento di entusiasmo di andare a ricercare anche luoghi importanti. L'altro aspetto che a me fa piacere ricordare è che, come anticipava il vicepresidente Rucco, noi siamo una regione, direi, anche abbastanza ricca dal punto di vista culturale. Abbiamo 2 fondazioni lirico-sinfoniche, abbiamo 2 orchestre stabili, nazionali, ma il percorso che abbiamo voluto fare è un po' diverso. E allora, innanzitutto abbiamo pensato a quelle persone che all'ente lirico, al teatro, non ci vanno per una serie di motivi, e quindi il percorso è esattamente opposto: non sono loro che vanno a teatro, ma siamo noi che andiamo nei loro territori, chiedendo ai sindaci di aprire i loro territori, quindi coinvolgere la cittadinanza, il territorio locale. E la seconda cosa è appunto che abbiamo voluto creare un elemento trasversale alla tradizionalità della cultura musicale in Veneto, appunto quella dei 2 enti lirici, sinfonica lirica o cameristica. Bensì abbiamo voluto fare, e questo devo dirvi che è anche un elemento che mi viene riconosciuto a livello nazionale, abbiamo voluto creare un format unico in Italia, cioè una stagione di eventi dove abitano tutti i generi di musica. E quindi la motivazione per cui in questo festival abitano tutti i generi di musica non è casuale, è voluta, perché noi passiamo una sera dal concerto di musica classica, una sera al concerto di musica di opera lirica, dal Gala Lirico abbiamo la serata di musica da film, la serata jazz e la serata di musica leggera. E a questo abbiamo abbinato, lo dico con grande entusiasmo e anche poi con un ringraziamento personale agli stessi artisti, abbiamo affiancato artisti di alta levatura. Gli artisti che partecipano nei diversi generi di musica e che saranno gli esecutori delle 57 serate di quest'anno sono tutti musicisti di altissimo livello, sia nella musica leggera che nella musica classica. Per passare quindi al programma e non dilungarmi troppo, la programmazione di quest'anno inizia e parte dal Comune di Padova. Noi mercoledì prossimo inaugureremo la 4ª edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto con l'esecuzione dell'Orchestra di Padova del Veneto che appunto inaugura presso la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, inaugura appunto la 4ª edizione del festival. Ma via via passeremo a rassegna tantissimi altri eventi assolutamente di spessore. Poi avremo sicuramente il concerto del 2 giugno, adesso li cito così a memoria, il 2 giugno perché è una festa ovviamente di ricorrenza, saremo ancora forse molto probabilmente a Padova. Avremo il 5 luglio, saremo a Vicenza al Teatro Olimpico con un meraviglioso spettacolo dedicato a proposito appunto in omaggio a Giorgio Gaber. Avremo una serie di appuntamenti rivolti, come abbiamo fatto anche l'anno scorso in occasione del Giubileo, dedicati agli 800 anni della morte di San Francesco. Tra i vari comuni ricordo Montegrotto Terme, che l'8 dicembre ospiterà in cordata appunto una serata dedicata, o Campo d'Arsego i primi di ottobre. E poi abbiamo questo spazio dedicato alla musica leggera. Abbiamo sicuramente una giornata dedicata, un appuntamento dedicato a Rovigo, questo alla canzone italiana. Come sapete, questo è uno spettacolo che a me sta particolarmente a cuore, perché è uno spettacolo proprio che ricorda tutto l'escursus dei nostri cantautori che hanno segnato la storia della musica leggera degli anni 60, 70, 80, ma poi avremo anche delle novità, una serie di appuntamenti con il duo Fausto Beccalossi, questo meraviglioso fisarmonicista che collabora con la Rundfunk di Monaco,
tra l'altro recentemente invitato anche da Stefano Bollani nella trasmissione di Rai 3, e Marco Ponchiroli, pianista assolutamente affermato a livello nazionale. Quindi insomma tutta una serie di ricerche che abbiamo voluto fare, obiettivi che abbiamo voluto raggiungere per tenere sempre alta la qualità di questa rassegna. Io penso che senza qualità una rassegna così abbia vita corta. Del resto vengo da un settore, come diceva il vicepresidente Rucco, io vengo da un'attività, vengo da un settore che è quello appunto della gestione del management e l'organizzazione musicale della comunicazione, dove ovviamente la competenza e la conoscenza sono valori assolutamente fondamentali, strategici per una visione lunga, a lungo raggio nel prossimo futuro. Quindi mi auguro che questa quarta edizione possa essere assolutamente coinvolgente, quindi vi aspettiamo tutti numerosi ai diversi appuntamenti che partiranno appunto dal 6 maggio al 21 dicembre, poi la tappa a Venezia la affronteremo perché sarà un grosso concerto di chiusura, ma lì ci stiamo ancora lavorando, e quindi spero che questa appunto edizione sia molto coinvolgente e che possa poi creare aspettative in voi e in tanti di voi, perché ricordo che queste 3 edizioni hanno già registrato 80.000 presenze di pubblico, e questo evidentemente è un dato che ci dà ragione sull'andamento della modalità operativa di gestione di questo festival. Grazie, non so se, ecco, vedo che i miei collaboratori stanno illustrando la presenza dei comuni di quest'anno, nello specifico. Ringrazio ovviamente gli amministratori presenti, il vice sindaco di Vigonovo, l'assessore di Saccolongo, l'assessore di Musili di Piave, che sono qui presenti, ma io ringrazio tutti i sindaci, perché ci tengo sempre a ricordare che questo festival è opera delle amministrazioni locali. Sono i comuni gli attori principali di questo festival. Senza di loro non avremmo potuto e non potremmo fare assolutamente nulla. E poi ovviamente del pubblico. Ovviamente non dimentico di ringraziare l'istituzione regionale in quanto tale, gli assessori che ci seguono sempre con piacere, quindi insomma spero che sia anche quest'anno una stagione ricca e che questi appuntamenti possano coinvolgere tanti di voi e tanti amici interessati, appassionati ai diversi generi di musica. Grazie, grazie. Ci ha raggiunto l'assessore Venturini, che oltre ad essere un'amica è un importante componente di questa amministrazione regionale, perché c'è il Consiglio regionale e poi c'è la Giunta regionale. E quindi però siamo squadra, e quindi prego, vieni a fare un saluto, perché sei stato anche sindaco del territorio, e quindi qui è Veneto, però sono anche tanti padovani, quindi rimango qua io. Grazie Francesco, buongiorno a tutti, saluto tutti gli amministratori che sono presenti qui in sala, ringrazio anche Alberto, che ho visto anche di recente ad un concerto. Oggi in realtà sono presente perché nelle edizioni precedenti ero un consigliere regionale che partecipava spesso e volentieri ai concerti che si tenevano appunto in giro per il Veneto, e l'elemento che sottolineavo e sottolineo anche oggi è quello che si porta alla regione del Veneto attraverso un messaggio musicale, cioè si fa presenza, si è vicini al territorio attraverso l'organizzazione di una rassegna, di un festival come questo, che dà l'idea di come attraverso la musica noi riusciamo a trasmettere dei contenuti legati proprio al nostro patrimonio culturale, al territorio che noi viviamo, e lo facciamo come istituzione regionale attraverso la collaborazione con i comuni. Quindi questa sensibilità da parte delle istituzioni nel divulgare un messaggio di carattere culturale come quello che si riesce a dare tramite la musica, e lo si riesce a fare proprio perché di fondo c'è la volontà e la sensibilità in questa regione non solo di collaborare, ma anche di riuscire ad organizzare un evento di questa natura. Io penso che non ci siano
esempi di questo livello, forse sì in qualche altra regione, però voglio dire, questo ci distingue, rappresenta un tratto nostro che vale la pena, ecco, appunto sottolineare. E oggi sono qui come appunto partecipante a questa conferenza stampa vicino agli amministratori, proprio per mettere in evidenza il grande impegno, la qualità e il tipo di offerta che si è in grado di dare a livello regionale veneto. Quindi complimenti, e ringraziamo anche tutti i musicisti che danno lustro a questa rassegna, a questo festival così importante per la nostra regione. Grazie. A te. Grazie. Due aspetti a chiusura. Uno è che ho avuto il privilegio di fare l'amministratore della mia città, di Vicenza, presidente della provincia, quindi ho girato tantissimo il territorio, ho parlato con tanti amministratori del comune più grande, del comune più piccolo e viceversa. E mi sembra incredibile come, su questo credo che Alberto possa venirmi anche dietro e condividere. Io ricordo benissimo il momento in cui non si poteva fare musica perché eravamo in pandemia, eravamo bloccati con difficoltà per questi professori d'orchestra anche di poter vivere, perché il loro lavoro, non potendo fare musica, molti professori vivono naturalmente per quello che fanno, quindi per i concerti, e abbiamo avuto un momento drammatico e siamo riusciti poi a sostenerli, e la prima cosa che ho fatto da sindaco è stato quello di riattivare i concerti, oltre alle visite dei nostri musei anche i concerti, ovviamente in assoluta sicurezza, perché chi c'era se lo ricorda, dovevamo avere le distanze, dovevamo avere le mascherine, le sedie messe in una certa posizione, gli ingressi controllati, quindi è bellissimo vedere che abbiamo talmente tanti eventi da portare in Veneto con questo festival che ci sono tantissimi professori d'orchestra che avranno la possibilità anche di esprimersi al meglio e far vedere quanto i veneti siano anche forti da questo punto di vista. E poi l'altra è quella ovviamente degli amministratori locali, a cui tengo in modo particolare. Io avrei piacere che uno di voi, in rappresentanza di quelli presenti, venga qui a fianco a me e manifesti, porta la sua esperienza rispetto al festival sul proprio territorio. Dicete voi chi, senza fare... Intanto farei il galantuomo e lascerei una signora. C'è un vice sindaco, andiamo per gradi, e quindi il vice sindaco magari viene a... Vice sindaco di Vigonovo. Prego, se vuoi portare questa esperienza. Beh, innanzitutto grazie insomma, per questo intervento, ecco, improvvisato, diciamo. No, per noi è stata una bellissima esperienza. Abbiamo ospitato nel nostro comune dei ragazzi giovani che venivano dall'Inghilterra. Sono stati veramente bravissimi, erano circa una cinquantina, e devo dire che erano praticamente paragonabili, non dico che fossero, però come dei professionisti, bravissimi. Ci hanno insegnato tanto, nel senso educazione, che i nostri giovani potrebbero un po' insegnare, educazione, disciplina, discrezione, umiltà, grandissima umiltà. Vi posso assicurare che già dalle prove si sentiva l'elevazione della loro preparazione musicale. Faccio presente che abbiamo ospitato nella chiesa di Galta di Vigonovo, che è una piccola frazione, la chiesa è molto grande, quindi si prestava a questo incontro. La chiesa era piena, non è facile un concerto di musica classica, ecco, che ci fossero tante persone. Invece ha veramente portato molto lustro e molto valore nel nostro territorio, e ci ha fatto piacere proprio vedere questi giovani così preparati, così appassionati della musica, di voler coinvolgere anche il pubblico presente. È stato veramente un'esperienza edificante, e credo che portare la bellezza nei nostri territori, dai piccoli ai grandi, sia veramente importante. La cultura spazia davvero in tantissime modalità, in tantissima comunicazione, emozione, per cui veramente è un valore aggiunto. Io ringrazio veramente il maestro De Piero di averci coinvolto, perché per noi è stata la prima esperienza, che ovviamente quest'anno riconfermiamo, ed è proprio una proposta di spessore che non è da tutti.
tutti, che non è facile proporre, però se siamo tutti insieme sicuramente possiamo portare qualcosa di importante nel nostro territorio. Grazie. Grazie per le tue parole. Chiudo rinnovando ovviamente gli auguri al festival e un buon festival a tutti. Chiederei di